Gentleman in pista per questa seconda corsa, non corre Baglioni, Bon restano in 10, 1 Claire di Iesi, 2 Elli Brodipa, 3 Esther Pan, 4 Enjoy, 5 Attila, 6 Zemellino, seconda linea, 8 Cartier, 9 Barolo Gorif, 10 D'Urso Amore SM, 11 Esotica Sì, favori per Enjoy, numero 4 Mauro Braidici in sediolo. Macchina che accelera con la velocità iniziale proprio di Enjoy, che va a condurre nei confronti di Esther Pan, veloce nella sua scia, poi in terza posizione riesce a scendere Zemellino, che ha colto buona partenza dall'esterno, e precede Elli Brodipa e via via tutti gli altri cappeggiati da Barolo Griff in posizione di retroguardia, almeno nel gruppetto di testa, e D'Urso Amore SM. 15 per i primi 200 metri di gara e quarto iniziale che se ne va in 31,3 con il leader e favorito che ha già rallentato l'andatura. Si trascina sempre Esther Pan, mentre non ha trovato posizione Attila, che è all'esterno, terza posizione invece per Zemellino. Continua a guidare dopo i 600 in 48,3. Enjoy davanti alle tribune, si avvicina Attila, si trascina D'Urso Amore SM, che cerca di avanzare su Zemellino, che si trascina Elli Brodipa, poi anche Claire di Iesi e via via tutti gli altri. I primi 800 intanto se ne sono andati e il chilometro se ne va in 1,19,2 con un secondo quarto in 32,7, poi un parziale in 15,2 e ora siamo a 500 dalla conclusione con il leader che comincia ad accelerare. E per il momento soltanto Esther Pan rimane in schiena, 400 alla conclusione, parziale ora secco in 14,4 con Enjoy ed Esther Pan in fuga. Terza posizione per Zemellino, poi Elli Brodipa. D'Urso Amore che cerca di migliorare, retta d'arrivo con Enjoy che cerca di staccare. Esther Pan rimane in seconda posizione, ma Enjoy viene a chiudere netto vincitore davanti allo stesso Esther Pan, mentre per il terzo ancora Zemellino 1,16,2 con 29 secco a chiudere la vittoria netta, il ritorno alla vittoria per un Enjoy oggi al meglio, che Mauro Braidic porta un bel primo piano in percorso di testa per conto di Paolo Romanelli e del signor Mauro Braidic.